Prepariamo il canto al numero 4, Lodate Dio, e pace e bene a tutti quanti ben arrivati. Lodate Dio, schiere beate del cielo. Lodate Dio, genti di tutta la terra. Cantate a Lui che l'universo creò. Somma sapienza e splendore. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa di tutti i santi, un'occasione particolare per richiamare la nostra vocazione alla santità. È volontà di Dio che ci facciamo santi. Cosa vuol dire essere santi? Semplicemente appartenere al Signore. La gradualità di questa appartenenza dipende sempre dalla nostra disponibilità, dal nostro impegno, dalla nostra volontà. Ma è anche una chiamata che in fondo Dio interviene su ciascuno di noi per illuminare la nostra mente, il nostro cuore. E adesso chiediamo proprio che ci illumini anche per le nostre debolezze, le nostre fragilità, e chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore Gesù, agnello immolato per la nostra salvezza, Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo Gesù, primogenito di coloro che risorgono dai morti, Christe, Christe, eleison. Signore Gesù, lampada della nuova ed eterna città di Dio, Kyrie, Kyrie, eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci doni la gioia di celebrare in un'unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli e sorelle, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode e gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Insieme. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronuncia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Ecco la generazione
che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. A me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Solennità di tutti i santi. Ma proviamo a immaginare questa scena. Dal Monte delle Beatitudini Gesù si siede e insegna. E Gesù abbraccia, potremmo pensare con uno sguardo di amore,
che supera i confini del tempo, dello spazio, così definita come una moltitudine immensa di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. E sono coloro che sono divenuti figli di Dio e ora ricevono il premio. Vedete, fratelli, le beatitudini che Gandhi, famoso, grande sapiente indiano che ha liberato dagli inglesi l'India, chiamava: queste sono le parole più alte che l'umanità abbia potuto ascoltare. Quindi sono qualcosa di un annuncio, di una verità che oltrepassa anche la nostra capacità di comprensione. Ma direi anche fanno da collante, sapete, da unione tra la festa di oggi e quella di domani, che è la festa dei defunti. E la liturgia propone questo Vangelo di beatitudine come una luce che raggiunge non soltanto i più bravi, i buoni, i santi, i migliori, ma anche tutti coloro che sono passati all'altra vita. E credo che questa sia una dimensione dove le due feste devono essere sempre collegate, ma anche una luce che è già dentro ciascuno di noi. Questa luce che non sappiamo come descriverla, in quanto siamo tutti battezzati, illuminati. E noi forse non ce ne accorgiamo abbastanza di questa dimensione, di questo ritratto comune che hanno tutti i santi. E Gesù li ha designati proprio come coloro che hanno vissuto una virtù tutta particolare, che è attorno alla povertà, che è attorno alla purezza, che è attorno a queste forme di persecuzione, di sofferenza, che sono diventate sorgenti di una vera gioia, che la possiamo definire la beatitudine soltanto come la pace dello spirito. Io credo che su questa dovremmo in qualche maniera tutti noi essere toccati personalmente. Sappiamo che oggi, tra l'altro, ci sono più persone che vanno in cimitero che in chiesa, perché tante volte stare in compagnia dei morti, potrei definirlo così, si sta meglio che se no stare piuttosto che stare in mezzo ai vivi. E perché questo istinto, che almeno una volta all'anno sentiamo il bisogno di andarci? Perché abbiamo bisogno di ritrovare quelle dimensioni misteriose, profonde che sono ciascuno di noi, di ritrovare e andare a vedere, stare insieme con quelli che non ci sono più, che sono i parenti nostri, perché toccano quelle dimensioni di affetti, dei ricordi, della nostalgia, anche di una vita che noi vorremmo in qualche maniera saperla vivere già da vivi, perché questi morti hanno il diritto di esistere ancora per noi, perché ci insegnano qualcosa, ci aiutano a vivere. E allora consideriamo proprio questa parte della nostra zona, del cimitero, come un luogo importante della nostra storia, luogo in cui continuano a esistere persone che ci hanno preceduto. E ora sappiamo che in fondo questo luogo, dico cimitero, sapete, che è un riflesso come in uno specchio dentro ciascuno di noi, che siamo anche noi destinati ad arrivare là, ma non per restarci, perché avremo una prospettiva, avremo una vita diversa. L'abbiamo ascoltata in questo brano del Vangelo. Fin d'ora, fratelli, siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. E quindi c'è questa prospettiva, questa speranza, questo mondo futuro che noi non conosciamo, ma che già da adesso possiamo in qualche maniera intuire, avvertire, sentire, proprio stando in mezzo ai nostri cari defunti. E passando davanti a tante tombe, magari a tante immagini, a tanti epigrafi che troviamo, ci accorgiamo che la memoria ha sempre una grande verità, perché è un risveglio non solo dei nostri sentimenti, di quello che sono stati, che abbiamo condiviso con loro, ma anche è qualcosa che
ci interpella, ci chiama a saper vivere perché questa vita terrena, abbia già i segni della vita futura. Perché se ci crediamo deve darci qualcosa anche a noi oggi che siamo viventi, il coraggio di affrontarla e di dire che questa vita, questa terra è ancora bella, nonostante quello che stiamo assistendo in questi giorni con questa guerra, con queste disperazioni, con questi morti. Allora se Dio vede i suoi santi e li raccoglie accanto a sé, la santità, come dicevo all'inizio, è qualcosa che ha a che fare con la nostra vita, perché dipende dalla nostra appartenenza che abbiamo con il Vangelo, con la vita di Dio, e che dicono qualcosa anche a noi il Vangelo, questa vita del rapporto personale che possiamo stabilire con il Signore Gesù. E quindi non tanto a delle idee o delle immagini che dobbiamo prefigurarci, ma piuttosto quanto io sono in rapporto con questo Signore della vita e della morte, il padrone della mia vita, ma anche il padrone della mia morte. E la via di santità è un cammino della vita sulle tracce di Cristo, che anche se lastricato da sofferenze, da prove, da difficoltà, rende serena e pace la nostra esistenza. Allora, che cosa possiamo definire questa beatitudine, questa felicità, questa gioia? È la grazia del Santo, è quella gioia, quella pace interiore, che non è quella felicità frenetica, sapete, ma è quella gioia interiore intima che soltanto Dio può concedere se noi ci apriamo al suo messaggio, alla sua vita. Tant'è vero che proprio a partire, vorrei dire, dalla sofferenza, dalla prova, se la sappiamo accettare, se la sappiamo attraversare e se la sappiamo farla diventare dono di noi stessi, dono a Dio, dono ai fratelli, ecco che diventa gioia, già su questa terra. Allora l'esperienza che noi possiamo provare è aperta a tutti, sapete, la santità è volontà di Dio che ci facciamo santi, lo diceva ancora l'Evangelista. Allora preghiamo il Signore, fratelli, perché ci faccia assumere con semplicità di cuore tutto ciò che la vita ci ha riservato, ma anche ci riserverà. E diventa così un'esperienza come l'ha vissuta il santo nostro Francesco, di cui quest'anno vogliamo celebrare il centenario della sua esperienza che ha vissuto con il Santo Natale a Greccio. E prima di morire ha definito proprio Laudato si, mi Signore, per nostra sorella morte corporale. Chiamarla sorella alla morte. Guardate che aspetto positivo riesce a dire, dove noi vediamo tutto tragico. E credo che questo sia un grande dono che ha riservato a San Francesco, ma che può anche riservare a ciascuno di noi. E la nostra esistenza sappiamo che nulla potrà scappare, nullo uomo, diceva, potrà scappare, ma che sarà una nostra destinazione finale, ma che è soltanto un passaggio, un attraversare, come abbiamo attraversato tante sofferenze e tante prove della vita, sapremo attraversarla anche con un cuore più sereno, più fiducioso, nella speranza che dopo vedremo chi è Dio per noi, cosa è stato per la nostra vita passata, ma cos'è nella nostra vita futura. Allora nel nome, ecco, di questo brano, di questa festa, di questi ricordi che possiamo riassumere in questa giornata così grandi, così immensi, così gloriosi, pieni di luce, viviamo allora questa solennità, questa liturgia, proprio con la speranza di ritrovarci tutti un giorno a lodare il Signore per l'eternità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, rallegriamoci nel Signore con tutti i santi e le sante del cielo, che oggi veneriamo come amici, come modelli e intercessori. Ad ogni invocazione rispondiamo: santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Per il popolo santo di Dio, chiamato alla pienezza della vita cristiana mediante il battesimo, custodisca con fedeltà e letizia la propria adesione a Cristo. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i responsabili delle nazioni, lo spirito delle beatitudini evangeliche li ispiri e li accompagni nell'instancabile ricerca del bene comune. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, siano ovunque segno eloquente della santità e dell'amore di Dio, sull'esempio di Maria, specchio limpido di ogni virtù e rifulgente di eccelsa santità nella Gerusalemme celeste. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, l'assidua partecipazione all'Eucarestia accresca in noi il desiderio di condividere un giorno la cena eterna che si compirà nel regno di Dio. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Accogli, o Dio, le nostre invocazioni, l'intercessione della Beata Vergine e dei Santi ci sostengano e i loro esempi ci spronino a percorrere con fiducia la via felice della santità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua pulita e vino sia sempre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi. Essi che già godono della tua vita immortale ci proteggano nel cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare la città santa, la Gerusalemme del cielo che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli e sorelle glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, sorretti dalla fede, affrettiamo il cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa e che nella nostra debolezza ci doni come sostegno e modello di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti a loro e all'assemblea e all'immensa schiera degli angeli, cantiamo con esultanza la tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti al comando del Salvatore, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del cuore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E come figli del Dio della pace scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Pace sia con te. Agnello di Dio, che togli per
peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mentre ci accostiamo all'Eucarestia, facciamo insieme il canto al numero 136, Pane di vita nuova. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non poté toccare, ora è in Cristo a noi donato. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Sei l'agnello immolato, nel cui sangue la salvezza, memoriale della vera Pasqua, della nuova alleanza. Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
Preghiamo. O Dio, unica fonte di ogni santità ammirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, gloria e letizia dei santi, che vi rafforza con il loro incessante preghiera, vi doni la sua perenne benedizione. Amen. Liberati dai mali presenti, per l'intercessione di tutti i santi e istruiti dal loro esempio di vita, possiate essere trovati sempre fedeli nel servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la gioia eterna di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii eme, ad te sospiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictus